Buongiorno, sempre in diretta con Focus TG, tanta cronaca anche oggi, poi collegamenti con i nostri inviati e avremo nella seconda parte il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari e parleremo dello scontro tra governo e magistratura sui migranti. Vediamo una prima notizia dalla prima pagina del Gazzettino. A Vigonza un camion ha affrontato una rotonda troppo velocemente, ha perso il rimorchio che ha travolto un motociclista, è morto sul colpo un 77enne. Andremo a Vigonza tra poco da Chiara Gaiani per avere altri dettagli. Chiara Gaiani la vedo già e quindi possiamo collegarci in diretta con lei. C'è anche Cristian Roque Allende per la parte tecnica. Allora dici tutto, Chiara. Sì, direttore, buongiorno. Con il collega ci troviamo sulla statale che collega Padova a Vicenza, la statale 11, che in questo momento all'altezza di Perarolo di Vigonza è interrotta. Erano circa le 10, mancavano pochi minuti quando lo vedete, il cassone alle mie spalle si è staccato dalla motrice che lo stava trainando. Il camion viaggiava in direzione di Venezia, quindi la direzione che voi vedete alle mie spalle, travolgendo lo scooter che è appena stato alzato, che invece viaggiava nella direzione opposta. Non si vede in questo momento perché è coperta dai mezzi di soccorso, ma ci troviamo all'altezza di una rotatoria. È scattato immediatamente l'allarme perché vi assicuro, la percorro spesso, questa è una strada davvero molto trafficata, i soccorsi sono stati tempestivi ma tutto è stato vano per l'uomo che era sullo scooter di cui ancora non si conosce l'identità. Non c'è stato nulla da fare. La strada anche in questo momento è interrotta, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, alle spalle del cassone c'è tutto il carico del materiale che è stato rovesciato, ma in questo momento stiamo lavorando in una condizione un po' difficile perché, come potete vedere, ci sono anche i mezzi del soccorso che sono ovviamente ancora al lavoro e sono ovviamente gli agenti della polizia locale che stanno conducendo le indagini. Ci hanno fatto avvicinare davvero pochissimi minuti fa. Ovviamente su quanto è accaduto vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Per ora direi che da Vigonza è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie molto a Chiara Gaiani e per la parte tecnica Cristian Roque Allende. Andiamo a Treviso perché c'è un incidente ormai, non dico al giorno, ogni 3 ore c'è un incidente. Ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita la donna di 64 anni di Casier, che è stata travolta da un'auto nella prima mattinata di oggi alle 7:30 sul PUT lungo via Nino Bixio all'altezza della curva dello stadio Tenni. La malcapitata è rimasta a terra dopo essere stata investita sulle strisce pedonali, è stata soccorsa da ambulanza e automedica del SUEM 118 e poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Cafoncello di Treviso. L'incidente ha causato lunghe code e rallentamenti anche a causa delle condizioni meteorologiche della mattinata caratterizzata dalla pioggia. Per svolgere gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della polizia, polizia locale di Treviso. Al vaglio testimonianze di vittima e investitore, ma anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza del sistema comunale. Cambiamo un attimo la scaletta con Mattia Pizzaia. Con Mattia Pizzaia mi pare ci sia Andrea Basso, se non ho capito male. Vediamo l'osservatorio del traffico di Treviso, così restiamo in tema, proprio per capire quali sono i punti nevralgici e là dove a volte ci sono le maggiori difficoltà. Vediamo. Una nuova task force per la mobilità cittadina e risolvere i problemi legati al traffico. La Giunta Comunale di Treviso ha approvato l'istituzione dell'Osservatorio permanente sul trasporto pubblico locale e la viabilità, un coordinamento che coinvolgerà, oltre al Comune di Treviso con i servizi di mobilità, lavori pubblici e polizia locale, anche MOM. Soprattutto in condizioni meteo avverse
vere o anche paventate, il traffico ha delle grandi criticità. Devo anche dire con onestà che elementi di criticità peraltro cominciano a manifestarsi anche laddove le condizioni meteo non sempre sono così terribili, quindi evidentemente l'appeal della città, le politiche intraprese negli ultimi anni di richiamare verso la città sia residenza che attività, uffici, fanno sì che la nostra viabilità in più di un'occasione, soprattutto in alcuni orari, soffre alcuni elementi di grandi criticità. Obiettivo dell'osservatorio quello dunque di analizzare i principali aspetti della viabilità di Treviso e del traffico e studiare ad esempio le deviazioni della viabilità durante i cantieri, gli eventi, gli incidenti e le situazioni critiche in occasione di eventi meteorici. Un coordinamento con un approccio operativo, ma non solo, perché nell'ambito dell'osservatorio verranno definiti gli interventi da effettuare, il cronoprogramma degli stessi, l'individuazione delle risorse economiche, proprio come si sta facendo in queste settimane per lo studio di fattibilità della terza corsia dedicata ai bus sul PUT. Servizio di Marta Marangon, purtroppo c'è stata l'ennesima vittima della strada. Dopo 2 settimane di agonia si è spento Davide Lorenzoni, il giovane di 22 anni di Cessalto che era rimasto gravemente ferito nell'incidente sull'argine del Piave a Salgareda lo scorso 5 ottobre. Lottava tra la vita e la morte da quella tragica notte. A distanza di 2 settimane la lunga agonia è terminata. Troppo gravi i traumi alla testa riportati il 5 ottobre nel drammatico schianto frontale sulla provinciale via Argine a Salgareda tra la sua auto, un Alfa Romeo Giulietta, e la Polo Volkswagen di un 23enne di Oderzo che viaggiava insieme a un coetaneo. Davide Lorenzon, 22 anni appena, di Cessalto, non ce l'ha fatta ed è morto sabato all'ospedale Cafoncello di Treviso. Un epilogo straziante per mamma e papà che hanno perso l'unico figlio. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Sul corpo del ragazzo potrebbe essere disposta l'autopsia e per questo motivo ancora non sono stati fissati i funerali. Gli studi di Agraria al Cerletti, la grande passione per l'agricoltura e i mezzi agricoli. E proprio in questo settore Davide aveva trovato lavoro, sempre con il sorriso, lo ricordano gli amici. Il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, che conosceva bene Davide, ha fatto visita alla famiglia. Questa ennesima tragedia, dice il sindaco, ci riporta indietro nel tempo, al ricordo di tanti giovani che abbiamo pianto. Rivivere questi momenti di dolore ci riempie il cuore di tristezza, riportandoci a quei lutti che ci hanno segnato profondamente. Il nostro pensiero va con affetto ai genitori e con loro siamo tutti uniti in questo momento di profondo cordoglio. Servizio di Lina Paronetto, andiamo adesso a Bessica di Loria perché proseguono le indagini sull'incidente nel quale ha perso la vita Aldo Stradiotto, 88 anni, lo scorso 14 ottobre. La Procura di Treviso ha disposto una perizia cinematica e domani ci sarà il conferimento dell'incarico. Travolto e ucciso mentre attraversava la strada a Bessica di Loria, la Procura di Treviso affiderà ad un perito l'incarico di effettuare una perizia cinematica per accertare l'esatta dinamica e le responsabilità dell'incidente costato la vita ad Aldo Stradiotto, 88enne del posto. L'anziano, lo scorso 14 ottobre, stava attraversando con la bici a mano via Dante Alighieri all'altezza dell'intersezione con via Enego, quando è stato investito da un furgone condotto da un corriere postale, 31 anni, di origini russe, residente a Treviso. Aldo Stradiotto è stato scagliato ad una trentina di metri di distanza. L'urto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all'anziano, che purtroppo è morto sul colpo. L'incidente è stato rilevato dagli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Marca Occidentale. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale ed il PM ha deciso di disporre un accertamento tecnico non ripetibile, una consulenza tecnica cinematica per fare piena luce sulla tragedia. Adesso andiamo a Mestre in diretta da Ilaria Marchiori e da Simone Merlo per la parte tecnica perché continuano le spaccate, una serie interminabile di spaccate, tanto che il sindaco di Venezia e Mestre, Luigi Brugnaro, è tornato in via Piave per un altro sopralluogo. A te Ilaria.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui in via Piave, ci troviamo nella zona della chiesa, come appunto hai detto, all'indomani di due spaccate che sono avvenute fondamentalmente nella notte tra lunedì e martedì, una a Mestre Centro e una nella zona di Favaro Veneto. Il sindaco ha deciso di effettuare un altro sopralluogo notturno. Ad accompagnarlo c'erano anche altri membri della giunta, come l'assessore alla sicurezza pesce, l'assessore al turismo Venturini, ma anche ovviamente il comandante della polizia locale Marco Agostino e insomma altre persone, proprio perché si possa toccare con mano qual è la situazione. Ma il sindaco ha incontrato alcuni dei residenti, tra l'altro quelli più attivi ormai da tanto tempo nelle battaglie per il miglioramento di via Piave e dintorni, come Giampaolo Conte, che è qui con noi. Conte, cosa vi siete detti? Ieri sera abbiamo parlato del degrado soprattutto di Mestre, nelle vie sia centrali che laterali qui di Mestre. Io mi occupo soprattutto, proprio ho preso questa iniziativa di occuparmi degli ingombranti che vengono lasciati ai cassonetti. Su questo sto facendo una battaglia, perché ormai sono 2 anni che io raccolgo tutte le documentazioni di questi ingombranti che vengono lasciati. Per carità, Veritas fa il suo lavoro ed è vero, difatti ieri sera c'era anche Veritas con il sindaco, abbiamo parlato di questo, ho mostrato loro le fotografie, perché ne ho, non dico a centinaia ma a migliaia di fotografie, io documento tutto il giorno questi abbandoni che ci sono. Il sindaco è stato molto interessato, le ha guardate, ha chiamato tutti i suoi a vedere appunto tutto questo degrado che c'è e ha dato ordini anche ben precise sia alla polizia locale sia a Veritas di un comportamento che verrà tenuto appunto per evitare questi abbandoni. Ecco, fondamentalmente Conte, lei sta dicendo che solo grazie a questi sopralluoghi e dunque al fatto che possa toccare con mano qual è la situazione reale, poi possa anche intervenire il sindaco. Sì, sicuramente, anche perché non credo, io pubblico tutto sulla mia pagina Facebook, però non credo che il sindaco abbia il tempo di andare a vedere queste cose, sì che avere toccate con mano, perché glielo fate vedere proprio ieri sera sul mio cellulare, glielo fate vedere, ha chiamato tutti i suoi componenti a vedere quanto degrado c'è, ha detto questo non può continuare, sì che è molto importante che il sindaco faccia questi sopralluoghi e soprattutto che parli con la gente. Ecco, infatti, come fece a suo tempo anche l'ex questore di Venezia, che aveva appunto deciso di incontrare molti dei cittadini per toccare con mano la situazione. Ricordo tra l'altro che per oggi il prefetto di Venezia Darcopelos ha convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e quindi capiremo che cosa ne emerge nel corso dei nostri telegiornali serali. Io ringrazio Giampaolo Conte, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Daria Marchiori e a Simone Merlo. Vediamo proprio il questore di Venezia, intanto, che ha firmato 7 DASPO dopo una rissa che lo scorso aprile aveva visto coinvolte una 50ina di persone in centro città a Mestre. Vediamo. Lo scorso 4 aprile in centro a Mestre, nella zona di via Poerio, era scoppiata una rissa che aveva coinvolto una 50ina di persone. Oggi, a distanza di 6 mesi e mezzo, il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha firmato 7 provvedimenti di DASPO Willy nei confronti di altrettanti cittadini stranieri che sarebbero coinvolti a vario titolo in quell'episodio di violenza. Gli agenti delle volanti della questura, che erano intervenuti sul posto, avevano sentito subito le dichiarazioni dei testimoni, mentre molti residenti avevano girato dei video dalle finestre. Quindi l'indagine della squadra mobile ha consentito di identificare alcuni dei responsabili, tutti domiciliati a Venezia, e di risalire al movente dell'episodio. I 7 colpiti dal DASPO hanno il divieto di avvicinarsi ai locali pubblici compresi all'interno del quadrilatero di via Piave per 3 anni. Il mancato rispetto del divieto può essere punito con una condanna da 1 a 3 anni di carcere e con una multa da 10.000 fino a 24.000 euro. Vice di Federico Fusetti ha aggredito un 18enne per strappargli la collanina d'oro, è successo
a Montebelluna in stazione, tra l'altro lo ha anche minacciato di morte, e così i carabinieri hanno bloccato un 21enne tunisino. Con il ricavato del bottino si era comprato un cellulare. Avvicinato un 18enne di Trevignano, poi con un'azione fulminea gli ha strappato la collanina. Si gridi ti accoltello, la minaccia per portare a termine la rapina. Poi il malvivente, un 21enne tunisino domiciliato ad Asolo, è corso al compraoro consegnandogli il monile per un corrispettivo di circa 800 euro. Tutto per andare a comprarsi un cellulare nuovo. È accaduto alla stazione ferroviaria di Montebelluna. Il giovane stava attendendo il treno quando gli si è avvicinato il tunisino chiedendo un'informazione. Voleva sapere l'orario di un treno, ma quando la vittima ha iniziato a cercare sul telefono per poter aiutare il 21enne, quest'ultimo gli ha strappato dal collo la collanina d'oro. Poi lo ha minacciato di accoltellarlo. Sotto shock il giovane ha subito chiesto aiuto. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Montebelluna. Grazie all'intervento rapido di militari dell'Arma, il 21enne, con pregiudizi di polizia, è stato bloccato e denunciato per rapina impropria. In tasca il cellulare appena acquistato. Subito sono stati ricostruiti i movimenti del giovane malvivente. I carabinieri sono risaliti all'esercizio dove era stata ceduta la collanina in oro, recuperata e stata riconsegnata al 18enne. Il cellulare acquistato dal 21enne tunisino è stato invece sequestrato come corpo del reato. Continueremo a vigilare costantemente il territorio, ha spiegato il sindaco di Montebelluna ad Alberto Bordin. Un doveroso ringraziamento agli amici della compagnia dei carabinieri di Montebelluna che ha assicurato alla giustizia questo delinquente pregiudicato. Noi continueremo con le nostre operazioni congiunte con la polizia locale e i carabinieri e con un rapporto che è pressoché quotidiano di scambio di informazioni proprio per evitare che queste cose possano verificarsi ancora. Per non parlare poi di quello che è successo a Verona, dove un agente della Polizia di Stato ha ucciso un giovane nordafricano che lo aveva aggredito brandendo un coltello. C'è stata anche una polemica politica a Verona perché un consigliere comunale ha detto aveva chiesto aiuto ed è stato ucciso con 3 colpi di pistola. No, non aveva chiesto aiuto, ha tentato di accoltellare un poliziotto, no? Quindi diciamo i fatti come stanno, tant'è vero che questo consigliere comunale è stato redarguito dallo stesso sindaco Tommasi. Adesso violenza di genere, aumentano le denunce per violenze domestiche, la Spazio Donna lancia un allarme. Andiamo a Bassano del Grappa da Vanessa Banzato. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Hai detto bene, un grido d'allarme quello che viene lanciato da Spazio Donna qui a Bassano del Grappa, con me la referente Maria Pia Mainardi, perché cresce sempre di più il numero di donne che si rivolgono al centro antiviolenza di Bassano per segnalare casi che a volte davvero rischiano di essere terribili, come quello che è successo tra l'altro a Mussolente qualche giorno fa con quel tentativo di femminicidio. Il tutto è stato davvero evitato grazie all'intervento tempestivo della figlia di una ragazza, di una giovanissima minorenne. Certo è che questa cosa sta preoccupando tanto anche il nostro territorio. Il problema sussiste ancora, abbiamo i dati di giugno, fino a giugno sono 124 donne, quindi simili all'anno scorso quasi, un po' di più. Per cui dico, è un problema ancora molto forte, è un problema di territorio, non di Bassano città, di tutto il comprensorio, però veramente ancora ci preoccupa molto, anche perché i casi sono feroci, ancora non è passata la cultura di non colpire le donne in questo modo e quindi soprattutto per i minori siamo molto preoccupate. Noi lavoriamo tutti assieme nella rete, stamattina sono reduci da un incontro di rete in ospedale, ecco, continuo a dire, e lo diciamo tutti, che in questo problema non si lavora da soli, bisogna lavorare assieme, tutte le forze che sono all'interno della rete, comunicarci le cose al più presto, anche perché non soffrono soprattutto i minori. Perché sono i figli infatti che sono oltre insomma alle donne che sono vittime di atti di violenza, ma ci sono anche i figli che sono altrettanto vittime e presenti spesso a tutti questi atti, insomma, contro di loro, per cui questa cultura cresce con loro e diventa difficile trovare anche, parlarne con l'insegnante, parlarne
noi i minori non li possiamo vedere, quindi sollecitiamo il consultorio, la tutela minori, ecco, le forze che sono interessate anche a sentire i piccoli. Lei ha detto che dopo che è stato reso noto quel terribile episodio di Mussolente, sono fioccate le segnalazioni di donne che si sono rivolte a voi. Sì, la stessa mattina 3 di seguito, ecco, denunciate e dire troppo poco. Quando vedono il pericolo e lo vedono così anche a mezzo vostro, allora vengono e dichiarano, soprattutto dichiarano davanti a noi cerchiamo anche di capire cos'è la circostanza di questa violenza, li aiutiamo a venirne fuori nel miglior modo possibile e noi ci prendiamo carico della persona, quindi la teniamo in carico neanche nel seguito. Anche perché la cosa terribile è che molte volte non viene segnalata, non viene denunciata una situazione pesante, critica all'interno di una famiglia. C'è anche il fatto che molte volte proprio si tratta di normalità, tra virgolette, per alcune donne. È normale che il marito, il compagno si comporti così? Purtroppo sì. Ricordo che quasi il 70% sono donne italiane comunque, quindi è anche un fatto nostrano, ecco, nostro, proprio locale. Però io così voglio dire che è anche tanto difficile denunciare. Si tronca una relazione che era iniziata soprattutto con altri metodi. Ci sono dei bambini da sistemare, c'è una donna che probabilmente non ha lavoro, non ha l'economia, la casa è intestata a paritari tra uomo e donna, quindi è difficile per una donna, perché qualcuno ti dice ma perché non vengono via? Sì, non vengono via, non è così facile, insomma, è problematico uscire da casa, trovarsi un lavoro, trovare una casa, proteggere i bambini, avere magari dei genitori a carico, insomma è difficile, ecco. Però noi ci siamo, li aiutiamo in tutti i modi, abbiamo una casa nostra di Spazio Donna, quindi quello che possiamo fare lo facciamo assieme, tutti assieme, ecco, ci tengo. E tra l'altro ricordiamo ormai è vicino il 25 novembre, questa giornata in cui appunto si cerca di portare avanti questa lotta contro la violenza sulle donne. Certo è che voi sempre dite non deve essere solo il 25 novembre, deve essere ogni giorno il 25 novembre. Proprio così. Però il 25 novembre con i 23 assessorati e i comuni con cui lavoriamo nel distretto facciamo tutti una fiaccolata assieme. Partiamo alla stessa ora alle 6 da ogni comune e quindi incentiviamo anche i cittadini di quel comune a denunciare, ad aiutare. È una parolina che noi assumiamo in questi giorni, accorgersi che c'è il problema, senza essere invasivi nella vita degli altri, però accorgersi che nella scuola, nella fabbrica, in famiglia, nel quartiere ci sono dei problemi. Magari avvicinare la donna e dire se vuoi noi ci siamo. Hai sentito, direttore, insomma questa è una situazione pesante che riguarda non soltanto l'Italia, che voglio ricordare che fino a settembre si sono registrati nella nostra nazione più di 70 femminicidi, quindi questa cosa già la dice lunga. Una situazione che sta interessando per quanto riguarda la violenza di genere, la violenza sulle donne, anche il nostro territorio. Però insomma c'è questa rete forte di persone, di associazioni, di gruppi, di istituzioni che cercano davvero di essere vicini alla fascia più fragile, alle donne in questo caso, e soprattutto ai minori. Da Bassano del Grappa è tutto, ti ricedo la linea. Grazie molte a Vanessa Banzato, Andrea Benetti per la parte tecnica, complimenti a Spazio Donne e alle altre associazioni che si battono contro la violenza di genere. Purtroppo bisogna stare molto attenti ai truffatori, non aprite mai la porta e non fate entrare soprattutto gli sconosciuti, perché potete andare incontro a truffe odiose come questa che vi raccontiamo. Per fortuna un lieto epilogo, perché 70.000 euro in gioielli sottratti a un'anziana di 87 anni sono stati recuperati. Aveva truffato un'anziana, ma la polizia lo blocca e recupera gioielli per 70.000 euro, restituendoli all'87enne. L'autore della truffa aggravata è un italiano di 30 anni. La donna, invalida civile, ha chiamato la centrale operativa della questura segnalando che gli era arrivata una telefonata da un uomo che si era presentato come avvocato e che le aveva comunicato che il figlio aveva provocato un incidente stradale grave e che per essere scarcerato si doveva consegnare tutto l'oro disponibile.
e la signora, terrorizzata per la sorte del figlio, si era mostrata disponibile. Infatti, pochi minuti dopo la telefonata, si era presentato a casa dell'anziana un giovane italiano di circa 30 anni, il quale, approfittando del timore e dello stato d'ansia della vittima, si era impossessato dei preziosi. Indagini rapidissime dei poliziotti e truffatore individuato a bordo di un treno partito da Padova e diretto a Napoli. Grazie agli agenti della Polfer del Lazio, l'uomo è stato bloccato alla stazione Termini di Roma. Nelle tasche aveva i gioielli estorti all'anziana, che sono stati sequestrati e restituiti alla vittima, che ha ringraziato le forze dell'ordine. L'invito in questi casi è di prestare maggiore attenzione alle richieste di denaro un po' insolite e di rivolgersi sempre, in caso di dubbi, alle forze dell'ordine. Interrogatorio di garanzia ieri ai 2 presunti responsabili dell'attentato incendiario di via Rigato a Vigonza. Sono 2 imprenditori, padre e figlio. Hanno scelto il silenzio Silvano e Teo Arcolin, padre e figlio di 67 e 35 anni, i 2 imprenditori agli arresti domiciliari da sabato, accusati di atti persecutori e incendi per i roghi dolosi avvenuti negli ultimi mesi in via Rigato a Vigonza. Un'escalation di minacce che avrebbe coinvolto anche il sindaco del comune Gianmaria Boscaro, per il quale l'autorità giudiziaria ha disposto la sorveglianza notturna delle forze dell'ordine con i carabinieri che continuano a presidiare l'abitazione. Una vicenda che aveva tenuto per mesi con il fiato sospeso la comunità a causa di un terreno acquistato dall'azienda degli imprenditori, su cui era stato in seguito ravvisato prima un abuso edilizio seguito da un esproprio. A inizio anno in via Rigato, prima l'incendio della legnaia e dell'abitazione del capotecnico comunale, a maggio poi l'incendio delle auto di famiglia dello stesso. Nella notte tra il 15 e il 16 settembre scorsi a rischiare era stata una famiglia con figli piccoli a cui era stata incendiata la villetta di nuova costruzione. Il sospetto che dietro questi attentati ci fossero i 2 ha accelerato le indagini dei carabinieri coordinati dalla procura, mesi e mesi di intercettazioni e la paura che simili gesti si potessero ripetere hanno portato la procura a chiedere l'arresto di 2 imprenditori che in una delle intercettazioni si sarebbero interessati anche all'auto del sindaco di Vigonza. Il GIP ha deciso per i domiciliari. Per ora gli imprenditori non hanno parlato. Non è escluso che vogliano chiarire la loro posizione in vista di un eventuale ricorso al Tribunale del Riesame. Cordoglio per la morte dell'imprenditore Gianfranco Zamuner, che era scivolato nel fiume Piave mentre lavorava a un ponte di barche della famiglia, un uomo di 78 anni. Non si erano perse le tracce, si è pensato subito che fosse caduto nel corso d'acqua. Il suo corpo è stato ritrovato alla foce del fiume. Le 6 del mattino, il tratto di fiume che scorre dietro la trattoria ai pescatori di via Oriente a Cortellazzo. Dall'acqua affiora un corpo e, malgrado il buio, Michele, un pescatore del posto, lo scorge, lo raggiunge, lo assicura a una corda e lo aggancia a una briccola perché la corrente non lo porti al mare, in cui il Piave sfocia poche centinaia di metri più avanti. Si sono concluse così le ricerche di Gianfranco Zamuner. Il 78enne è scivolato nel fiume lo scorso 9 ottobre a Fossalta di Piave mentre manovrava il ponte di barche gestito dall'azienda di famiglia. Sono venuto a aprire le porte e ho visto la barca di Michele là, no? E l'ho salutato, lui era venuto qua e mi ha detto sto discorso che l'aveva trovato e basta. Era scosso in qualche modo? Michele sì, poverino, era un po' bianco in faccia perché... Addosso il giubbotto arancione catarifrangente usato quel giorno, gli stivali ai piedi. Al momento pensavo che fosse stato un manichino, anche ha detto che non sia un manichino, e dopo invece... Il pescatore ha allertato guardia costiera, carabinieri e vigili del fuoco. Sono stati questi ultimi a trainare il corpo a riva per metterlo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il riconoscimento e quindi della famiglia, che da 13 giorni attendeva, ormai senza più speranze, che venisse ritrovata almeno la salma di Zamuner, residente con la moglie a Musile, padre di 3 figli, da sempre legato al suo paese di nascita, Fossalta. C'era un'alta probabilità che il ritrovamento, a distanza di quasi 2 settimane, avvenisse in questa zona. Dopo il dolore della perdita, almeno la consolazione di riavere il corpo del proprio caro per l'ultimo saluto e la sepoltura. Per il dispiacere per la famiglia guardavamo sempre fuori, speravamo che succedesse qualcosa e insomma è successo. Cercare qualcuno che non si trova, una cosa dico io è piangere su un corpo che hai trovato, una cosa su un corpo che
che non sai dov'è, insomma, penso che sia molto duro per la famiglia, sì. E in queste circostanze i sindaci di questi paesi sono inevitabilmente coinvolti anche dal punto di vista emotivo, perché conoscono le vittime, conoscono le famiglie. Sentiamo la sindaca di Fossalta, Alessandra Sartoretto. In questo momento diciamo che si chiude un cerchio e probabilmente mette una fine ad un'agonia che si è protratta fin troppo. Siamo veramente molto vicini alla famiglia in questo momento, come lo siamo stati in queste 2 settimane. Una logorante attesa definisce la sindaca di Fossalta di Piave, Alessandra Sartoretto, le 2 settimane da quel drammatico 9 ottobre. Non solo la famiglia, ma anche gli amici, i conoscenti, un'intera comunità hanno sperato che il Piave restituisse almeno il corpo di Gianfranco Zamuner, caduto nel fiume mentre manovrava il ponte di barche per ancorarlo alla riva a causa del livello dell'acqua cresciuto per le abbondanti piogge. La ricostruzione è complessa, chiaramente ci sarà il tentativo quantomeno di ricostruzione di come è andata. Quella mattina però possiamo dire che non era una situazione particolarmente critica, perché sappiamo che il ponte è stato tolto più volte negli anni. Spesso è capitato di toglierlo in situazioni atmosferiche abbastanza pesanti, quindi con vento, con pioggia battente. Quella mattina non pioveva e non c'era vento, quindi era una situazione abbastanza tranquilla. Il ritrovamento di un cadavere a Cortellazzo, la certezza che si trattasse di Zamuner è arrivata in municipio dalla voce di uno dei figli che ha telefonato a Sartoretto, una famiglia nota e stimata a Fossalta, quella del 78enne. Conosciuta per tante cose, a parte per il ponte, per gli eventi che ricordano la tragedia del Vajont di Longarone, in cui il cugino del signor Gianfranco, il signor Walter, è stato anche avuto un ruolo quasi da protagonista nel recuperare la Madonna di Longarone proprio nelle acque del Piave, e ironia della sorte proprio il 9 di ottobre come la tragedia che si è consumata quest'anno. Spenta quasi da subito ogni speranza, non rimane ora che dare a Gianfranco Zamuner l'ultimo saluto. La famiglia ha chiesto di dare sepoltura al signor Gianfranco qui in paese da noi, proprio per il legame che loro hanno sempre avuto con Fossalta, e noi ne siamo ben lieti e onorati di questa cosa. Vediamo la pagina del Corriere del Veneto. Il procuratore Bruno Cherchi va in pensione, Cecchettini il caso peggiore, il codice rosso non ha fatto diminuire i femminicidi. E poi di Arra, ucciso in stazione da un agente di polizia, il fratello dice sia fatta la verità sulla sua morte. A Padova, dalle acque degli hotel termali di Montegrotto, l'energia per scaldare le scuole. Sicurezza, i dilemmi della sinistra in Veneto, una priorità, ma non siamo la destra. Autonomia, Zaia, gli stipendi vanno tarati al costo della vita sul territorio. E poi il Mose, la sicurezza costa 625.000 euro all'anno, ronde ogni 2 ore, video e protezione. Ponte delle Galline crollato con il maltempo di maggio, ricorderete, la città di Malo è rimasta divisa in 2. Ieri sera l'incontro del commissario straordinario del Veneto per l'emergenza idrica e il sindaco Moreno Marsetti per trovare una soluzione e ripristinare il manufatto. Con lui una delegazione di sindaci dell'Alto Vicentino, zona devastata dalle passate ondate di maltempo. Luisa Bertini e Simone Squercina sono andati a trovare il sindaco di Malo, Moreno Marsetti. Siamo nel comune di Malo in compagnia del sindaco Moreno Marsetti davanti alla struttura, il Ponte delle Galline, che è diventato un po' il simbolo di quella che è stata l'alluvione nell'Alto Vicentino a maggio, poiché crollato continua ad essere divisa, quindi la viabilità cittadina. Ieri un incontro importante che ha riguardato una trentina dei sindaci del territorio vicentino con il commissario per l'emergenza. Che cosa è emersa da questo incontro? Quanti fondi arriveranno? Allora, per quanto riguarda la provincia di Vicenza, arriveranno circa 9 milioni rotti per la prima tranche.
Diciamo che è stato un incontro importante, perché abbiamo avuto, diciamo così, il confronto diretto con il commissario, che è stato molto disponibile e assieme al suo staff ci ha spiegato un po' l'iter procedurale per quello che riguardano gli indennizi che i vari comuni per la parte pubblica, diciamo così, avranno possibilità di avere accesso. È importante, diciamo così, fare chiarezza, perché noi dobbiamo dare delle risposte concrete, chiare anche ai nostri concittadini, e le amministrazioni hanno ribadito l'importanza di intervenire in prevenzione per quanto riguarda quelli che poi sono gli interventi sulla rete idraulica sia principale ma anche secondaria. Bisogna fare manutenzione, bisogna stanziare risorse, e questo è un compito della politica, poi, diciamo così, stanziare quelle risorse che andranno anche agli enti superiori per poi programmare quelli che saranno poi gli interventi che ci permettono di non più agire in emergenza ma agire in prevenzione, quindi con una manutenzione programmata e che garantisca la sicurezza ai nostri concittadini. Ecco, quindi la notizia è che arrivano questi 9 milioni per tutti i comuni intaccati dall'alluvione, ma per quanto riguarda Malo, appunto, siamo davanti a un ponte e avete avuto risposte anche su questo? Allora, è una tranche, ci ha spiegato, di un importo che arriverà, quindi che coprirà una parte degli interventi anche in somma urgenza, oltre che ad alcune opere di ripristino, come ad esempio il ponte. Per quanto riguarda Malo, diciamo così, è una voce importante che ci dà un sollievo e ci dà, diciamo così, a partire con la progettazione anche esecutiva di quella che sarà l'opera di collegamento importante che ha diciamo così, impattato questo evento del 2024. Più o meno sappiamo le tempistiche, la progettazione? Tempistiche, diciamo che attualmente io prevedo di aprire questa importante opera nel gennaio 2026. Salvo complicazioni, salvo, diciamo così, ritardi della burocrazia. Come ben sappiamo, noi siamo logorati da questa burocrazia che sempre di più soffoca le amministrazioni pubbliche e comporta tempi anche per quanto riguarda i pareri che sono lunghissimi. Parliamo di 120 giorni per un parere. Capite benissimo che io devo lasciare i miei concittadini isolati per 120 giorni, che sono tempi che possiamo stringere e quindi dare risposte più concrete. Io quello che chiedo e spero, diciamo così, e ho visto molta disponibilità da parte della Regione, e ringrazio anche il Presidente dottor Luca Zaia e il Commissario per questa vicinanza e per questa, diciamo così, risposta concreta che ha dato ai nostri territori. Sicuramente è una parte delle risorse che arriverà, ne arriveranno sicuramente ancora, però è già qualcosa che ci permette di intervenire e quindi dare risposte concrete ai nostri concittadini. Ecco, quindi avete sentito l'esito dell'incontro importante che si è svolto ieri. Da Malo è tutto. Grazie molte a Luisa Bertini. Conseguenze del maltempo, cambiamenti climatici, la difesa dell'ambiente, anche problemi per quanto riguarda il fabbisogno energetico, e ha suscitato molte polemiche la dichiarazione del Presidente del CNEL, Renato Brunetta, che ha proposto un nucleare pulito, una centrale nucleare di nuova generazione pulita a Porto Marghera. Sentiamo cosa dicono anche i residenti. Come lo vede il progetto di una centrale nucleare a Marghera? Dal mio punto di vista, Marghera ha già tutti i suoi problemi con tutte le fabbriche che ci sono. D'altronde la mia parola non è che cambia tanto. Dice problemi di inquinamento? Ovvio, sicuramente con tutte le fabbriche che ci sono, già anche andando verso Marghera tu le senti già la puzza sotto il naso. Lei si sentirebbe meno sicuro se aprisse una centrale nucleare? Siamo tutti poco sicuri. Che senso ha proporre una centrale nucleare? Non tiro fuori tutti i problemi che ci sono, che conosciamo molto ma molto bene, nel senso, ma non soltanto la questione se scioppa cosa succede, ma non è questo il problema, è che non ha senso fare una centrale nucleare vicino a una città come nostra, come che so le altre città. Bisogna farle in luoghi dove, che se per caso succede dei problemi, la questione non viene immediatamente ribaltata sulla popolazione. Non se ne parla nemmeno. Guarda. Perché?
perché non è un posto da fare. Capisco le nuove tecnologie, capisco tutte le nuove cose, ma già abbiamo avuto problemi in passato e quindi non ci fidiamo più. È un assurdo. È il desiderio di apparire in qualche maniera da parte di Brunetta. Si è guadagnato una pagina di giornale. Sarebbe l'ennesimo progetto su Marghera che non si sa dove andrà a finire. Diciamo che intanto occupiamoci di bonificare l'area, poi vediamo come va a finire appunto anche questo eventuale progetto. Dici che ne è già abbastanza? Ma sì, sicuramente è un'area che va ripensata anche in funzione probabilmente di uno scarico del turismo sulla città, quindi sicuramente un'area che andrebbe rivalutata e ricompresa per essere un vero hub probabilmente della vera risorsa degli ultimi tempi che è la monocultura turistica. Ecco. Non sono informato. Neanch'io. Brunetta ha proposto una centrale nucleare a Marghera. Non seguo più la politica, mi disinteressa completamente, che sto bene. E l'ambiente è sempre al centro delle polemiche, ma che è aumentata la sensibilità. A Belluno si è parlato di gestione del verde urbano con gli assessori all'ambiente e ai lavori pubblici che rispondono ai continui attacchi di Italia Nostra. Vediamo. Al grido di ferma lo scempio in città, dallo scorso 24 settembre è partita la raccolta di firme promossa da Italia Nostra e FIAB di Belluno a sostegno della petizione da depositare al Consiglio Comunale. Capitozzature estreme e mancate ripiantumazioni hanno fatto perdere la pazienza alle due associazioni. Una in particolare, Italia Nostra, dopo l'abbattimento delle acacie del Belvedere, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica e poco conta se quelle piante ammalorate sono state immediatamente sostituite, afferma l'assessore ai lavori pubblici Franco Roccon, che con la collega all'ambiente Lorenza Dekunovic hanno presentato i punti salienti della gestione del verde urbano a Belluno. Tutto quello che facciamo è certificato da degli specialisti agronomi. Cerchiamo di salvaguardare il verde urbano perché è importante per la nostra cittadinanza, ma soprattutto per la sicurezza dei nostri cittadini, dei nostri bambini nelle scuole. Le segnalazioni dei cittadini piovono a raffica negli uffici comunali preposti. Ogni ramo fuori posto, ogni pianta che si suppone in difficoltà vengono puntualmente monitorati da esperti agronomi. In alcuni casi l'ordine perentorio è dell'abbattimento, in altri si interviene con trattamenti farmacologici, spiega Dekunovic, che annuncia la piantumazione a breve di 41 nuovi alberi nel viale prospicente i magazzini comunali di Marisiga. Accuse pretestuose e messaggi distorti vengono consegnati alla cittadinanza da queste associazioni che abbiamo incontrato almeno 5-6 volte, dice l'assessore Roccon. Chiedo alle due associazioni che stanno raccogliendo le firme contro il Comune di Belluno, perché sembra sia un delinquente nei confronti del verde, in realtà non è proprio così, insomma l'abbiamo dimostrato nell'area del Belvedere, negli interventi di Piazza Martiri, in altri interventi che andremo a fare qui in avanti. Siamo ben puntuali anche con i nostri agronomi e con i tecnici. Puntualizzazione a parte merita la questione del piano del verde e del regolamento richiesti a gran voce da Italia Nostra e FIAB. Il piano, previsto dalla legge del 2013, è uno strumento di pianificazione urbanistica volontario, non obbligatorio come sostengono le due associazioni, adottato solo dall'8% dei comuni capoluogo in Italia. Il regolamento del verde risulta approvato nel 66% delle città capoluogo. La fonte dei dati è l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. È nostra intenzione, prima almeno di andarcene, spero, di poterlo realizzare. Nel piano del verde è previsto anche il regolamento, quindi è tutto di conseguenza. Ma la coperta è corta perché per realizzare il piano del verde servono risorse, al momento non nella disponibilità del Comune. Servizio di Tiziana Bolognani, 2 anni del governo di Giorgia Meloni e ieri la Presidente del Consiglio ha pubblicato un video in cui così ritiene di avere, ha detto di avere lavorato intensamente, di non essersi mai risparmiata e di avere raggiunto con il suo governo dei buoni risultati. Sentiamo una parte del suo intervento. Il 22 ottobre del 2022, esattamente 2 anni fa, prestavo giuramento come Presidente del Consiglio dei Ministri. Oggi, a 2 anni di distanza, se mi guardo indietro, penso soprattutto che non mi sono mai risparmiata, ma penso anche che sono soddisfatta dei risultati e dei traguardi che in questi 2 anni abbiamo raggiunto per l'Italia e sono anche consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da fare.
In questi 2 anni il nostro governo ha lavorato instancabilmente per attuare il programma con il quale ci eravamo presentati di fronte agli italiani e sul quale avevamo ottenuto la fiducia di molti di loro alle elezioni del 25 settembre del 2022. Abbiamo in questi anni restituito all'Italia una nuova centralità sulla scena internazionale, abbiamo rilanciato la crescita economica e l'occupazione, abbiamo raggiunto diversi record storici, mai così tanti posti di lavoro, mai così tanti posti di lavoro stabile, mai così tanti contratti a tempo indeterminato, mai così tante donne che lavorano. Abbiamo protetto il nostro tessuto produttivo e industriale dagli effetti della crisi energetica e dalle sfide geopolitiche. Abbiamo avviato riforme che erano attese da decenni in questa nazione. Abbiamo messo in sicurezza i conti dello Stato, difeso il potere d'acquisto delle famiglie, con particolare attenzione a quelle che avevano figli e ai gruppi più vulnerabili della nostra società. E abbiamo destinato alla sanità un livello di risorse che mai nessun governo aveva destinato in precedenza. Nei prossimi anni continueremo a lavorare con determinazione, con impegno per consolidare questi risultati e per rispettare integralmente il patto che abbiamo sottoscritto con i cittadini italiani. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma siamo anche consapevoli del fatto che insieme possiamo costruire un'Italia più forte, più sicura, più prospera per tutti. Grazie per la fiducia e per il vostro sostegno, perché sono il motore che ci spinge ad andare avanti. Finché ci siete voi, ci siamo anche noi. E così Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, in un momento difficile per il governo che si sta scontrando con la magistratura sulla questione dei migranti. In Albania avremo dalle 13 in diretta il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, ma sul governo Meloni siamo andati a sentire i cittadini, ecco cosa ci hanno detto i padovani. Oggi 2 anni dal giuramento del governo Meloni, lei come lo giudica l'operato di questi 2 anni? Non credo che abbia fatto quello che prometteva, i ministri che ha se li ha nominati lei, non è che li ho messi io. Delusa? Come di tanti altri governi, non l'ho votata, non la voterei mai, perché ripeto io sono di centro-sinistra quindi non la voterei mai, ma a prescindere da questo non mi pare che, poi io sono un medico quindi guardo abbastanza la sanità, non è stata né migliorata né niente, fa delle leggi spot molto, mi sembra. Non ho pensieri signora, la ringrazio. Mi piace molto. Che cosa ha fatto secondo lei di buono? È concreto, sì però. È concreto, le sembra insomma che stia dando la... Sì, non facciamo filosofia ma facciamo concretezza, poi può sempre sbagliare come sbagliamo tutti. Ha da migliorare tanto. Secondo me mi sembra bene, mi fermo qua. Quindi la promuove la donna, il governo, la prima? Certo, se non altro perché è donna. Io sono stato all'estero fino a 6 mesi fa, quindi ho visto la situazione dall'esterno. Il governo Meloni non saprei, perché sono cose buone e cose meno buone che insomma come tutti i governi, purtroppo però secondo me la tassazione italiana è abnorme, è troppo esagerata, non con questo governo ma anche con tutti gli altri. Del governo Meloni cosa ne pensa? Non voglio parlarne. E ieri il 7° anniversario del referendum per l'autonomia che si era svolto il 22 ottobre del 2017, sono passati 7 anni, però il DDL Calderoli finalmente è diventato legge e ieri una giornata dedicata all'autonomia alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia. Esattamente 7 anni fa il referendum consultivo per l'autonomia del Veneto raccolse il 98% di consensi con un'affluenza alle urne del 57%. Quest'estate, il 22 ottobre, è stato dichiarato dalla Regione Giornata dell'Autonomia, una ricorrenza celebrata per la prima volta alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia, mentre a Roma da qualche settimana è iniziata la trattativa Stato-Regioni. Dopo 7 anni possiamo dire che abbiamo una legge, questo governo ci ha dotato di una legge per andare a trattare per l'autonomia, quindi un grande passaggio è stato fatto. È stata introdotta la definizione obbligatoria dei livelli essenziali delle prestazioni, che è condizione sine qua non per fare l'autonomia. A Venezia, oltre allo Stato Maggiore della Liga Veneta, ci sono esponenti del mondo politico, istituzionale, imprenditoriale e accademico regionale per approfondire un progetto enormemente complesso che mira a ridisegnare l'architettura dello Stato italiano, ma sul quale già pende la spada di Damocle di un referendum abrogativo. Il Partito Democratico
ha dimenticato quelle che sono le proprie radici, ha dimenticato anche le parole che evidentemente erano al vento sparse nel corso degli anni, e oggi fa una battaglia politica contro l'autonomia dicendo che spacca l'Italia. Noi sappiamo benissimo che l'Italia è spaccata oggi proprio perché non è stata data responsabilità ai territori. Le resistenze vengono però anche dalla maggioranza. Il 29 settembre il leader di Forza Italia e vice premier Antonio Tajani ha definito impossibile e senza margini di mediazione la concessione di autonomia nel commercio estero, nella cooperazione internazionale e nei rapporti con l'Unione Europea. Meno di 2 settimane dopo il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci di Fratelli d'Italia ha dichiarato di non intendere trasferire le funzioni di propria competenza alle regioni perché è un tema che riguarda la sicurezza nazionale. Il governo ha portato l'autonomia come parte dell'agenda di questo esecutivo, tutte e tre le forze l'hanno votata, ovviamente era una nostra proposta, io sono stato il relatore del disegno di legge sull'autonomia, ma è andato tutto liscio. Ora c'è la fase attuativa e quindi è una partita che gioca la regione direttamente con il Consiglio dei Ministri, con il governo. Queste sono grandi riforme che nel momento in cui partono sono come la schiacciasassi, non si mette in moto piano, ma alla fine macina tutto e viene fuori sabbia. E qui siamo nella direzione di un progetto partito bene, rispettoso delle regole, delle leggi, e quindi vedrà la luce. E sempre sull'autonomia andiamo a Vicenza. Il 22 ottobre di 7 anni fa il referendum sull'autonomia differenziata vide la nostra regione esprimersi in modo plebiscitario. Superato il quorum al 57%, i sì furono oltre il 98%. Per questo oggi la Regione Veneto ha istituito formalmente la prima giornata dell'autonomia, una intitolazione di una data storica celebrata finora solo dal Trentino Alto Adige, che la celebra il 5 settembre. Vicenza, che fu la provincia dei record con l'affluenza più alta al 62,7%, ritiene sostanzialmente che la riforma vada portata a compimento, nettamente inferiore il numero delle voci contrarie sentite oggi. La sanità, la protezione civile, abbiamo avuto tutti i problemi che abbiamo avuto, anche l'economia. Visto che l'Alto Adige, parte dei soldi che vengono versati tornano direttamente senza passare per Roma. Aiuta, perché a noi trentini, io vengo appunto da Riva del Garda in Trentino, serve, bisognerebbe magari riuscire a espanderla invece che a restringerla anche ad altre regioni. L'autonomia su tutto, e hanno già cominciato anche con la sanità a vedere qualcosina, non è che sia un'autonomia che sia tangibile, che si possa vedere, ma che si possa gestire. No, rimanere uniti, non credo all'autonomia, non funzionerebbe. Anche abbiamo fatto il referendum apposta, quindi va bene. Quale materia le piacerebbe venisse trattata in chiave? Sa che ci sono le proposte, adesso vanno in discussione. Ecco. La sicurezza soprattutto, perché qua a Vicenza ormai non c'è più niente di sicurezza. È ormai superato questo modo di vedere le robe. Il problema di Vicenza penso che attualmente sia la violenza, cioè la paura di uscire, la paura di camminare per le strade. Per il resto l'autonomia servirebbe un po' anche per recuperare i rapporti delle industrie, del commercio, un po' di tutto. Sì, certo, ben venga tutta opportunità. Sono favorevole. Penso la sanità in primis e poi non so se è attinente, ma visto anche le ultime emergenze dovute agli eventi atmosferici. La sanità per gli anziani soprattutto e dopo anche per i bambini, per fare figli perché non se ne fanno più. E allora supporto alle famiglie per i bambini, quindi incentivare, aiutare queste famiglie nuove a formarsi e anche ad avere bambini. Tutte le maniere l'autonomia serve, l'autonomia ha una valenza e non crea problemi a nessuno. Mattia Pizzaia e Andrea Basso in regia per questa edizione di Focus TG. Andiamo a Bassano del Grappa, dove c'è una situazione politica esplosiva con Fratelli d'Italia che dice a Nicola Finco, il sindaco di Bassano del Grappa: chi non vuole Elena Pavan in maggioranza non vuole nemmeno Fratelli d'Italia. Sentiamo Ferdinando Garavello. Chi oggi pensa di mettere in discussione la presenza di un nostro consigliere all'interno della maggioranza che abbiamo contribuito a costituire si assumerà la responsabilità di mettere in discussione la presenza stessa di Fratelli d'Italia.
Aperte e chiuse le virgolette. Quello che avete appena sentito è il fulcro di una nota ufficiale del partito di Giorgia Meloni a firma del portavoce comunale Nicola Giangregorio e di Stefano Giunta, capogruppo in Consiglio Comunale. Una nota che parte naturalmente dall'ingresso nella compagine cittadina di Elena Pavan e di conseguenza, si legge nel comunicato, nella maggioranza a sostegno del sindaco Nicola Finco. Fra questi due concetti sta tutta la tensione sotterranea di questi giorni che potrebbe originare un terremoto potenzialmente devastante per il governo cittadino. Ovvero, è del tutto lecito che l'ex sindaca si iscriva a un partito, ma per gran parte della maggioranza non è opportuno che l'ex sindaca entri a far parte della maggioranza stessa. Magari votare in consiglio come vota la maggioranza, quello sì, ma trovarsi come vicina di banco la Pavan, questo è un altro paio di maniche. Per informazioni, chiedere al padre nobile di Impegno per Bassano, Roberto Marin, che con lei non vuole avere niente a che fare, o a Mariano Scotton, che ha in ballo ancora il ritiro dell'organizzazione del Giro d'Italia, oppure ancora Andrea Viero o allo stesso Finco. Fratelli d'Italia ha emesso il comunicato per chiudere la faccenda e il coordinatore provinciale, l'onorevole Silvio Giovine, raggiunto telefonicamente, ha confermato che la visione politica deve superare ogni personalismo e che il voto in più in Consiglio Comunale rappresentato dall'ex sindaca dovrebbe entusiasmare gli alleati invece di musonirli. Non c'è spazio per personalismi quando si amministra una città, avverte la nota del partito. A conti fatti, quindi, e chiudendo con la frase d'apertura di questo servizio, se la maggioranza non vorrà Elena Pavan, allora perderà anche Fratelli d'Italia. Se non è uno scacco al re, questo poco ci manca, ma a qualcuno potrebbe venir voglia di buttare all'aria tutta la scacchiera per iniziare una nuova partita. E nervi e fior di pelle, per non dire altissima tensione, anche per la vicenda dell'Unione Montana. Sentiamo. Polizia locale e Unione Montana. La resa dei conti, nel vero senso della parola, tanto per intendersi con calcolatrice alla mano, è stata clamorosamente rinviata. Facciamo ordine. In serata era previsto il Consiglio dell'Unione Montana del Bassanese, inizialmente convocato in sala consiliare. A poche ore dall'incontro, ecco lo spostamento in Sala dell'Armamento. Poi, a una manciata di minuti dalla seduta, arriva la comunicazione del rinvio, perché la sala, citiamo, non si presta al corretto svolgimento dei lavori, in quanto comprometterebbe la qualità del dibattito e l'efficacia delle decisioni che devono essere prese dai consiglieri. In Consiglio, infatti, si sarebbe dovuto discutere di una mozione presentata dai consiglieri Paolo Retinò, Manuel Remonato e Elena Pavan, quando ancora non si era politicamente imparentata con i Fratelli d'Italia. Ed ecco l'inghippo, fa notare qualcuno, perché Elena Pavan ha ritirato la sua firma in calce alla mozione, facendo inferocire gli altri consiglieri. Ormai sembra che siamo arrivati ad essere il Consiglio dei cavilli, dove ormai la discussione politica, il bene della gente non è messa davanti e la mozione presentava sia domande, quindi sia interrogazioni, che un punto da votare. Questo sembra sia stato ritenuto non idoneo ad una discussione. La realtà è che un Presidente del Consiglio può decidere quali sono i punti, può aprire una discussione e non siamo tecnici, se no andavamo a fare un altro lavoro, siamo qui per fare i consiglieri comunali. È effettivamente una scelta politica. Quando le cose non si vogliono fare o si rinviano all'insaputa di tutti, sono sempre scelte politiche. I tecnici tante volte vengono usati come scuse per coprire scelte politiche e una mancata condivisione del percorso. Una notizia appena pubblicata dalla Tribuna di Treviso: un operaio schiacciato da una barra di metallo e un grave incidente sul lavoro. Non si sa molto delle sue condizioni. L'episodio è avvenuto a Cordignano, alla BIT SPA, sul posto Carabinieri e Spisal. Adesso andiamo a Treviso in diretta da Marta Marangon, perché c'è la questione dei negozi sfitti, insomma dei commercianti in grosse difficoltà per degli affitti molto alti. È un centro che si sta spopolando, ma si stanno cercando dei rimedi. Sentiamo, vedo Marta Marangon in diretta dal Comune di Treviso. A te, Marta.
Sì, buongiorno direttore, a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, il problema è proprio questo, dei negozi sfitti in città che sono oltre 200 nel territorio comunale di Treviso. Per fronteggiare questo problema e tutte le conseguenze che sono legate alla presenza di negozi sfitti in una città come quella di Treviso, questa mattina a Casugana è stato siglato un accordo tra il Comune, Confedilizia e Confcommercio. Qui con me il sindaco di Treviso, Mario Conte. Sindaco, come intendete quindi muovervi per affrontare la questione? Un saluto al direttore che è in studio e grazie per questa opportunità. Faccio una piccola premessa perché oggi parliamo del punto debole che sono i negozi sfitti, ma io prima vorrei parlare del punto forte perché io sono reduce da un'esperienza totalizzante. In occasione del mio matrimonio noi ci siamo affidati ai commercianti della città di Treviso in tutto e per tutto e devo dire che è stata un'esperienza fantastica nella qualità, nel servizio, nella disponibilità, e quindi l'invito che faccio è quello di rivolgerci ai nostri commercianti che sanno esprimere una qualità straordinaria, e per questo con entusiasmo oggi affrontiamo questo tema, perché ho ancora più a cuore il commercio di Treviso, proprio perché ho potuto tastare con mano per l'ennesima volta la loro qualità, e questa iniziativa va nella direzione di riaprire quegli ambienti che oggi sono chiusi e spenti, far tornare la luce con un'iniziativa di Confcommercio importante, ma far tornare anche l'anima del commercio in questi luoghi, incentivandoli, quindi sburocratizzando, incentivandoli da un punto di vista anche fiscale, formando gli imprenditori del futuro e garantendo i proprietari degli immobili che sono stati protagonisti insieme a noi a questo tavolo con Confedilizia. Quindi siamo riusciti a mettere allo stesso tavolo commercianti e proprietari degli immobili con l'amministrazione comunale per un obiettivo comune, che è quello di tutelare il commercio e far crescere la nostra città. Ecco, un progetto questo, direttore, che si chiama Vie di Luce, proprio perché i negozi rappresentano delle luci che si accendono nelle città, e una vetrina che si spegne, oltre ad un'attività commerciale in meno, rappresenta anche un presidio in meno sul territorio per un ruolo sociale che le botteghe hanno. Federico Capraro, presidente di Confcommercio Treviso, voi l'avete più volte sottolineato questo. La luce dei negozi è la luce della città. Non sono solo attività produttive, sono attività sociali, garantiscono il presidio, la sicurezza, il decoro. Per noi è importante creare le condizioni per tenere accese queste luci e per accenderne di nuove. Allora, per farlo qui c'è un progetto con un pacchetto chiave in mano che permette anche in tempi e con tempi molto brevi di insediarsi con nuove attività, non necessariamente legate a lunghi contratti. È una sperimentazione, è il modo per aiutare anche e soprattutto i giovani a insediare nuove attività nei centri con una sburocratizzazione, quindi con pratiche veloci, meno costose, con allacciamenti alle utenze veloci che provvediamo a fare noi, con un'assicurazione che garantisca il proprietario dell'immobile. Questo per quale motivo? Per togliere tutti i pesi in capo all'imprenditore e metterlo nelle condizioni di esprimersi con la propria attività a favore della città, oltre che del proprio business. Ecco, da Treviso è tutto. Con Nicoletta Rizzetto restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Marta Marangoni e ai suoi ospiti. Dovremmo avere già collegato il sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea Ostellari, lo avremo tra pochissimo. Ne approfitto per salutarlo. Buongiorno sottosegretario, grazie per essere con noi. Arrivo subito da lei perché abbiamo una diretta con un grande alpinista, Mario Vielmo, detto il collezionista degli 8000, ha conquistato un'altra vetta. Andiamo subito in diretta. A te, Luisa. Sì, buongiorno direttore. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio qui insieme a Mario Vielmo, reduce da qualche giorno una tra le vette più alte al mondo, la 14ª 8000 collezionista degli 8000. Qual è stata l'emozione? Beh, guarda, allora è un sogno che rincorro praticamente da 28 anni, per cui gli ultimi passi di questa vetta sono stati
penso il momento più emozionante della mia vita. Volevo strappare 2 lacrime ma non ce l'ho fatta, perché poi ecco, in montagna conta tantissimo, soprattutto su quelle montagne, la sicurezza, per cui io sono rimasto concentrato fin quando poi sono ritornato al campo base e lì mi sono veramente rilassato, ho detto finalmente ce l'ho fatta, ho chiuso anche con questa montagna. Lei prima diceva un gigante buono ma infido, perché in realtà lì la difficoltà sta nei venti, nel pericolo delle valanghe. Qual è stato il momento più difficile in cui magari ha tentennato? Sì, ho dovuto gestire anche la paura, perché su questa montagna io ho perso anche degli amici. È una montagna che tecnicamente non è impegnativa, molto molto difficile, però nasconde delle insidie. Una di queste appunto è che è molto molto valanghiva, quindi c'era un alto rischio di valanghe, però fortunatamente anche con gli altri alpinisti, insomma anche gli Sherpa, abbiamo scelto la via giusta, quella più sicura, che è la via spagnola, che praticamente attraversa sotto la parete e poi prende una linea abbastanza sicura e fuori, diciamo, dal tiro, ecco, delle valanghe. Per cui è andata bene, insomma, contenti tutti quanti, siamo arrivati in cima in tanti. Io volevo farle ripetere una cosa che ha detto prima in conferenza, ha detto vedere l'alba, vedere l'arancione all'orizzonte mi ha rincuorato e mi ha dato la forza. È un po' questa l'immagine che si vede, che ovviamente noi dalla pianura facciamo fatica a capire. Beh, c'è da dire che ho salito come tutti gli altri 8000 senza l'utilizzo della maschera e quindi dell'ossigeno, senza questo supporto. Quindi per chi sale in questo modo diventa tutto più difficile, non solo dal punto di vista proprio dell'energia, no? Della forza, ma percepisci di più il freddo. Infatti abbiamo scalato durante tutta la notte a meno 30 gradi, quindi prova a immaginarti, quindi è stato un momento che attendevo, quando aspetti l'alba, quindi anche poi è uscito il raggio di sole verso le 7:30 del mattino, anche quel semplice raggio mi ha riscaldato prima la mente, ecco, e quindi mi ha dato la forza di continuare, perché lì ho avuto durante la notte, insomma, ci sono stati dei momenti in cui volevo anche scendere per il freddo e il vento, insomma è stata veramente impegnativa, però poi quando ho visto sorgere il sole ho detto dai che è fatta, e dopo lì a breve insomma ho raggiunto la cima finalmente. Ecco, un'ultima cosa prima di restituire la linea allo studio. Lei prima lanciava un messaggio anche ai giovani, la montagna libera la mente dai brutti pensieri anche e fa stare insieme. Beh, la montagna l'ho sempre considerata la miglior medicina, perché anche se si va in solitudine si sta in mezzo alla natura, quindi la montagna ci aiuta a capire il rapporto uomo e natura, e dopo unisce, quindi crea nuove amicizie, si parla, si dialoga, per cui una gita in montagna lo consiglio a tutti i giovani, perché uscite un po' dagli soliti schemi, dobbiamo uscire dalle nostre case, spegnere anche il telefonino, iniziare a comunicare tra di noi, e facciamolo in montagna, quindi in mezzo alla natura. Questa è una cosa meravigliosa che io insomma auguro a tutti di provare, queste sensazioni che stiamo perdendo purtroppo. Ecco, io ringrazio Mario Vielmo per essere stato con noi. Grazie molte, grazie a Mario Vielmo, Luisa Bertini, davvero grazie per aver intervistato un grandissimo alpinista, orgoglio insomma di questa, diciamo, dell'alpinismo, di tutti coloro che amano le montagne. Allora andiamo in pubblicità e poi, come vi dicevo, avremo in diretta il sottosegretario alla giustizia, il senatore Andrea Ostellari, a tra poco. Buongiorno e grazie molte all'avvocato Andrea Ostellari, che è sottosegretario alla giustizia e al fianco del ministro trevigiano Carlo Nordio. Sottosegretario, grazie molte davvero perché è un momento molto delicato e c'è in particolare uno scontro tra governo e magistratura sulla questione dei migranti in Albania. Vediamo un titolo polemico del Fatto Quotidiano: Albania, la Corte europea insiste, la sentenza europea è vincolante,
l'ANM dice a Nordio, anche se scritti in francese sappiamo leggere gli atti. Cosa succede ora? Ecco, cosa succede ora, sottosegretario? Innanzitutto grazie a lei direttore, grazie a chi ci sta adesso guardando e ascoltando, ed è l'occasione, se volete, anche per appunto fare un po' di chiarezza. Quello che succederà ora ovviamente lo vediamo attraverso l'impegno che il governo ha voluto ribadire con questo intervento, con il decreto legge di cui si sta parlando insomma in queste ore, nel quale abbiamo voluto ristabilire quali sono le scelte da parte della politica, e quindi da parte del governo, in relazione alla individuazione dei cosiddetti paesi sicuri. L'abbiamo voluto fare con una norma quindi primaria, una norma quindi più chiara, più netta e in qualche modo costituisce anche uno strumento che diamo in mano alla magistratura, quindi alle sezioni poi specializzate nel campo dell'immigrazione, per meglio decidere. E questo l'abbiamo voluto fare perché, guardi direttore, in particolare è emerso questo aspetto, no? Cioè di una magistratura, di una parte della magistratura che in qualche modo decide su un campo che è strettamente e nettamente politico. E crediamo che con questo strumento si possa superare questo momento particolare, nell'ambito del quale quindi è necessario, a nostro avviso, ristabilire un equilibrio tra i poteri. E parlo di equilibrio tra i poteri proprio a lei, perché io mi ricordo insomma di lei. Avevamo tutti un po' meno anni, ma quando è nata, no, post Tangentopoli, questa diatriba tra politica e magistratura, poi in questi 30 anni non se ne è poi più usciti, no, da questo disequilibrio. E questo disequilibrio in qualche modo oggi è compito di tutti poterlo rimettere al centro anche del dibattito politico e non solo, all'interno di un paese peraltro che, se vuole ritornare ad essere anche paese più attrattivo nei confronti di chi ci guarda dall'esterno, deve cercare di risolvere questo. Questo è uno dei problemi principali che determinano anche la mancata crescita, se volete, la mancata credibilità di un paese. Il riequilibrio dei poteri all'interno di questo nostro paese è fondamentale e quindi qui ognuno deve fare il proprio, ognuno deve fare il proprio mestiere, ognuno deve essere chiamato a svolgere la propria funzione rispondendo ovviamente, per quanto ci riguarda come politica, solo e soltanto agli italiani che ci hanno dato un mandato per fare determinate cose. Ecco, sottosegretario, quindi è da escludere che le leggi europee possano essere, sovrastare quelle italiane, nel senso che si dovrà comunque tener conto della decisione dell'Europa in questi termini, oppure vale il decreto e non ci sono alternative? Allora, per noi vale il decreto, che non è ovviamente uno strumento normativo che va contro i principi internazionali o europei, ma chiarisce in maniera più netta quali sono i criteri da un punto sostanziale, oggettivo e soggettivo per determinare qual è il paese sicuro o non sicuro. Questa scelta non è una scelta della magistratura e non è nemmeno una scelta determinata da sovraorganismi europei o internazionali. Ma tutto questo, ripeto, non si tratta di un provvedimento che va contro i principi internazionali o europei, che rimangono tali e rimangono ovviamente vigenti anche per quanto ci riguarda, ma non possono togliere al governo la potestà
di individuare qual è il paese che secondo noi, secondo le informazioni ovviamente che abbiamo, secondo le informazioni che arrivano da chi è deputato a fare questo, sono da considerarsi sicuri o meno. E allo stesso modo ovviamente vale il tema per quanto riguarda l'esclusione di un determinato paese dal cosiddetto elenco se ha o non ha al suo interno parti di quel territorio che sono da considerarsi sicure o non sicure. Ecco, anche questa valutazione è una valutazione ovviamente che deve essere lasciata alla politica. L'individuazione di un paese sicuro non può essere limitata ad esempio, che ne so, dal singolo episodio che, seppur grave, può accadere in un determinato paese, e quel singolo episodio o quella singola zona non può determinare la classificazione di paese insicuro, in particolare ad esempio stiamo parlando, che ne so, dell'Egitto, no? In Egitto tantissime persone, anche ovviamente italiane, vanno in quel territorio anche in vacanza. Beh, noi possiamo considerare l'Egitto un paese insicuro? Io credo di no, ma lo dico non perché ovviamente lo dice un politico qualsiasi, ma lo dice e lo diciamo perché ci sono le informazioni che ci consentono di affermare questo. E così vale per tutti gli altri paesi inseriti nella lista dei paesi cosiddetti sicuri. Nel momento in cui quindi un organo competente ha deciso questo, poi il resto ovviamente lo lasciamo alla magistratura, che è competente a individuare e ad affermare le proprie decisioni. Non c'è dubbio, 19 i paesi che sono stati indicati da voi come sicuri, davvero ha fatto anche una certa impressione sentir parlare dell'Egitto come di un paese insicuro per via della tragedia del nostro ricercatore Regeni, che era stato torturato e ucciso, ma non si può pensare che qualsiasi italiano che vada in Egitto poi subisca la stessa sorte, no? Per cui è una forzatura strumentale delle opposizioni che volevano dar contro il governo e assecondare la magistratura, che adesso anche un non addetto ai lavori capisce che su una decisione del governo la magistratura non può obiettare, non può decidere la magistratura dove mandare o non trasferire i migranti, in questo caso in Albania. Sottosegretario, ecco, poi c'è una sentenza del Consiglio di Stato, il Consiglio d'Europa che si è pronunciato sulla polizia italiana dichiarandola razzista. C'è stata una reazione piccata dello stesso Capo dello Stato su questo, no? Perché dico, dare dei razzisti ai poliziotti che poi, come è successo a Verona, perdono la vita nell'adempimento del loro dovere è qualcosa di, io credo, vergognoso. Direi che è assolutamente inaccettabile. Ebbene ha fatto il Presidente Mattarella ad intervenire anche in maniera netta. Noi abbiamo giornalmente donne e uomini delle nostre forze dell'ordine che agiscono secondo le nostre leggi e assolutamente in conformità con quello che è il tema della legalità. A favore ovviamente degli italiani, ma a favore di tutti coloro che nel nostro paese vengono anche solo per soggiornare piuttosto che per svolgere attività anche economiche. Il ruolo quindi fondamentale delle forze dell'ordine va salvaguardato e va protetto, e questo è compito non solo della politica ma di tutte le istituzioni. E ecco, sentire, leggere quello che abbiamo sentito e letto da organi sovranazionali è assolutamente inaccettabile, quindi sono felice che Mattarella per primo sia intervenuto e che l'abbia fatto ovviamente con questo piglio deciso. Io credo che noi potremo come Paese ritornare ad essere appunto credibili quando e solo se tutti i vari rappresentanti sapranno sempre e solo difendere chi lavora, chi produce,
chi vive, chi ha diritto ad avere una vita protetta all'interno del nostro territorio. E su questo ci battiamo non solo noi giornalmente, ma ci batteremo ancora per lungo tempo. Sottosegretario, un fatto gravissimo a Verona, un poliziotto che è stato aggredito da un nordafricano con un coltello, adesso è stato indagato per eccesso colposo di legittima difesa, è un atto dovuto, però davvero anche qui si strumentalizzano queste vicende per dire è colpa del poliziotto che non doveva uccidere quel ragazzo, e la polizia è troppo violenta. Insomma, la polizia fa il suo mestiere sapendo peraltro di essere perseguita penalmente anche per molto meno. Questa è la condizione oggi delle forze dell'ordine. Sì. Credo che non ci debbano essere ambiguità. Le ambiguità fanno male e noi dobbiamo essere chiari. Lo siamo, lo dico in maniera netta, noi siamo sempre a favore delle forze dell'ordine, che per carità può esserci anche il caso dell'errore, può esserci ovviamente anche chi sbaglia. Ma nel caso specifico ovviamente non mi concentro, perché ovviamente è al vaglio dell'attività investigativa ed è giusto che sia così, anche a tutela ovviamente del singolo agente poliziotto, ma deve essere chiaro il messaggio. Noi stiamo dalla parte delle forze dell'ordine senza se e senza ma. E credo che anche in questo episodio dobbiamo fare tutti insieme questo ragionamento. Credo siano inaccettabili, insomma, queste affermazioni di chi invece ritiene che senza avere peraltro nulla in mano la colpa sia da addebitare al poliziotto che era lì evidentemente per svolgere la propria funzione, il proprio dovere, che era quello appunto di cercare di intervenire nei confronti di chi invece non stava sicuramente lì a svolgere una mansione lecita. Quindi io credo che vadano distinte nettamente le parti e noi stiamo dalla parte delle forze dell'ordine con assoluta convinzione. Rimanga con noi, sottosegretario, diamo un minuto o poco più di pubblicità. Grazie, a tra pochissimo, grazie. Ancora 3 minuti assieme al sottosegretario della Giustizia Andrea Ostellari, che è stato consigliere comunale per 2 legislature, senatore, oggi è a fianco del Ministro della Giustizia, il Guardasigilli Carlo Nordio. Le volevo chiedere, Avvocato, per quanto riguarda la cittadella della giustizia di Bassano del Grappa, come lei sa è stato molte volte a Bassano. Per questo motivo i bassanesi sperano davvero che sia così imminente l'apertura di questo Palazzo di Giustizia bassanese. Ma guardi, per Bassano ovviamente siamo stati concentrati in una serie di incontri che, come ricorderà, hanno risvegliato questo tema, mettendo sul tavolo tutte le ovviamente associazioni, gli imprenditori, i comuni, perché c'erano anche i rappresentanti dei vari comuni interessati, e la stragrande maggioranza aveva ovviamente visto con grande favore questa iniziativa. Un'iniziativa nella quale io personalmente credo molto, ma ovviamente l'ho fatta su mandato dello stesso ministro. Di sicuro non mi sono svegliato io una mattina e mi sono detto adesso veniamo a Bassano del Grappa, città ovviamente bellissima, ma ovviamente questa è stata una iniziativa politica programmata che ovviamente ha visto anche il seguito di una serie di disegni di legge sul tema della geografia giudiziaria e in particolare un testo di legge che è stato depositato a firma ovviamente non solo della Lega ma anche di Fratelli d'Italia
e di altre forze anche di opposizione che ritengono che questo possa essere un tema importante e rilevante per il territorio, non tanto perché si chiede la restituzione di qualcosa che altri hanno voluto chiudere, ma soprattutto perché rilancia un territorio che è stato privato di un tribunale che funzionava. Ora, che cosa stiamo facendo e che cosa abbiamo fatto in questi ultimi mesi? Ovviamente abbiamo fatto una serie di incontri lato tecnico, lasciata quindi la politica, abbiamo trasferito al lato tecnico la questione e lì si stanno esaminando le metrature, i numeri dei magistrati necessari, i numeri ovviamente del personale necessario. Per fare questa operazione ovviamente c'è stata necessità di investire i dipartimenti del nostro Ministero che, come ricorderete, hanno fatto anche dei sopralluoghi che poi avevano generato addirittura anche delle polemiche sulla questione sì o no, bastano i metri, non bastano i metri. Beh, insomma, in buona sostanza, adesso la parte tecnica ha quasi concluso la sua opera e da parte politica c'è l'intenzione di proseguire. Ovviamente noi sappiamo che c'è qualcuno che è contrario, no? Lo sapete anche voi, ma queste contrarietà sarà anche compito nostro superarle nel momento in cui avremo un via libera definitivo da un disegno di legge che come governo ci eravamo impegnati a depositare, che sarà in grado di individuare la riapertura o istituzione di alcuni tribunali da nord a sud, dove ovviamente servirà farlo. In altri luoghi invece magari sarà necessario effettuare qualche altra operazione. Io credo che in Veneto questa opera merita di avere una risposta definitiva da dare ovviamente al nostro territorio, al Veneto e all'intera fascia della Pedemontana. Noi ci impegniamo, ovviamente io mi impegno e farò in modo che in questo impegno ci sia ovviamente anche il Ministro, entro l'anno di avere una risposta definitiva sul deposito del disegno di legge che darà il via non tanto al singolo tribunale della Pedemontana così denominato, ma al progetto di rivisitazione della geografia giudiziaria per l'intero Paese. Grazie molte sottosegretario. Ovviamente speriamo che la cosa vada in porto, perché lei sa benissimo il disagio dei cittadini che devono andare da Bassano a Vicenza, insomma c'è anche quello. Grazie molte sottosegretario, grazie, buon lavoro, a presto e ringraziamo anche Mattia Pizzai e Andrea Basso, i nostri registi. Stasera Focus alle 21:15, non perdetevi questo appuntamento. Buona giornata.